Padovani, gran mangioni, le tavole di Padova lo testimoniano. Dopo il Natale si preparano a festeggiare anche il Capodanno e stando ai dati della CNA, l'Associazione di categoria degli artigiani, i padovani scelgono sempre di più i prodotti artigianali del territorio. Rispetto a Natale e Capodanno del 2024 registriamo un aumento del 20% di ordini dei nostri concittadini, di ordini per il cenone di Natale, di ordini dai nostri artigiani dove c'è l'eccellenza, c'è la qualità della pasta fresca, dei tortellini, dove c'è l'eccellenza nei nostri pasticceri, nei nostri fornai e altri tanti prodotti che andranno sulle tavole sul cenone di fine anno. Molti i prodotti tradizionali che vengono scelti per le loro qualità nelle botteghe artigiane del territorio, artigiani che alla tradizione sanno coniugare l'innovazione con eccellenze che sanno reinventarsi. È un sintomo, è un sinonimo veramente che la qualità artigianale è sempre più ricercata e sempre più apprezzata. Dietro a questa comunque c'è sempre grande e tanto lavoro, ricerca sempre di avere prodotti più genuini, con ingredienti ancora più genuini, ricerca di avere anche dei collaboratori che poi, a chi poi lasciare anche il testimone dell'esperienza, dell'insegnamento, di quello che noi artigiani riusciamo anche a trasmettere. Per il Capodanno, però, saranno in molti a sedersi alle tavole degli oltre 800 ristoranti della provincia. In circa 70.000 sceglieranno di mangiare fuori casa, approfittando anche dei veglioni che si terranno nei locali pubblici padovani. Si organizzano pranzi, cene, appuntamenti conviviali proprio nei ristoranti, proprio per questa voglia di staccare, per trovare pronto, per rilassarsi, per poter avere la mente libera di godersi proprio la gastronomia locale, le specialità locali, trovare pronto e godersi la compagnia di chi ci sta a fianco.